heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video perché ho tantissime cose da dirvi. Innanzitutto, la prima cosa che vi dirò oggi è che non uscirà solamente un video ma ben tre, caspita, 3 video, record. Allora, il primo video che esce, questo che state guardando in questo momento, che esce alle 11, il prossimo uscirà alle 11:30, il prossimo ancora alle 12. Se riesco vi porterò un quarto video, non prometto niente, se riesco. Prima di iniziare il video vero e proprio volevo ringraziare Davide, un mio iscritto, che mi ha fatto delle miniature perché io, raga, io e Photoshop siamo come cane e gatto, ecco, ci odiamo io e Photoshop. Perciò per ringraziare questo ragazzo lascerò in descrizione il link del suo canale. Ragazzi, mi avete bombardato, massacrato di commenti, messaggi chiedendomi Kai cosa pensi del nuovo aggiornamento, ecco. Vi farò un video apposta oggi che uscirà alle 12, come detto prima, delle impressioni di quello che ci sarà in questo nuovo aggiornamento e ve ne parlerò in modo preciso in quel video lì. E penso che ho detto tutto, partiamo con le domande. Ragazzi, la prima domanda di oggi è di Jeffrey Live che ci chiede: Kai Vlog, cosa ti dà fastidio di Clash of Clans? Ad esempio i tempi degli edifici per il miglioramento eccetera. Allora ragazzi, a me non danno fastidio i tempi di miglioramento degli edifici perché a volte sono giusti, però caspiterina, 14 giorni, Supercell, shish. Allora, cosa mi dà fastidio a me di Clash of Clans? Allora, la cosa che mi dà più fastidio in assoluto, in scalata, voi quando attaccate potete vincere a livelli alti come 3600, 4000, se vincete una, due coppe e se perdete meno 30, shish. Michele Campanelli ci chiede: Kai Vlog, mi fai salutare la tua cugina? Allora, non riesco a fartela salutare così, anzi, la chiamo. Giada, ti saluta Michele. Ti saluta Michele. Michele, Sì, non lo conosci? come? Saluta YouTube. Shish! Mario ci chiede: Kai Vlog, come ti senti essere uno youtubers? PS sei un grande. Allora ragazzi, come vi avevo spiegato già in un altro vlog, essere dei youtubers non mi cambia la vita. Ogni tanto ci sono dei vantaggi, per esempio vi racconto questa cosa. Per esempio una volta stavo andando al mare con dei miei amici e all'improvviso arriva un ragazzo che mi chiede: ma tu sei Kai, posso farmi una foto con te? Allora in quel momento ho detto sì, no problem. E le ex che erano lì con me mi hanno guardato un po' così. Shish! Mattia Rinaldi ci chiede: Kai Vlog, qual è stato il massimo di ore consecutive che hai passato su Clash? Bella Kai. Allora, è stato un anno fa, devo dire che ero un po' malato di Clash of Clans. Quando stavo passando da un municipio 8 al 9 ho nerdato quasi 48 ore, ma non consecutive perché avevo dei stacchi. La sera non dormivo a volte, tipo dormivo un'oretta e mi rimettevo subito a giocare perché non volevo che mi prendessero neanche un centesimo. Infatti io praticamente mi sono fatti subito gli arco X da 0, da niente, al 3, subito mai usato arco X all'1, mai usato al 2 e direttamente subito al 3. Simone Tondo ci chiede: Kai Vlog, la tua ragazza è orgogliosa per te per i tuoi video là su YouPorn? Sì, la mia ragazza è molto orgogliosa, anzi telefoniamola. Ciao. Ciao Lisa, volevo chiederti una cosa. Dimmi. Cosa pensi dei miei video porno su YouTube? What? Cosa ne pensi te? Video porno. Sì, i miei video porno che faccio su YouTube, cosa ne pensi? Che roba è? Non sai che faccio video porno su YouTube? Te l'avevo detto. Davvero? Sì. No, non lo so. Come non lo sai? Non me l'hai detto. Vabbè, è uno scherzo, saluto YouTube. Cosa hai detto? Di Santi Numi. Non ho capito. Devi dire Santi Numi. Antinomi. No, tu non fai ridere, vabbè. Ok, ti chiamo... Ti chiamo... Devo far ridere, scusa. Ti chiamo più tardi. Ti chiamo più tardi. Cazzo. Allora ragazzi, questo era tutto per il video oggi. No, ce ne sono altri 2 di video, vabbè. Allora, per questo video era tutto, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciatemi un like e un commento. E se volete farmi una domanda per il prossimo Kai Vlog, potete farlo Kai Vlog scrivendo con hashtag e scriverlo qua sotto nei commenti.
E ricordate di seguirmi sia su Instagram, su Facebook. E ho detto tutto, ci vediamo... Shish! Tra mezz'ora.